Io compro Siciliano Live, pronto per un altro appuntamento. Bentrovati a tutti quanti da Eliana Chiavetta, anche oggi insieme per scoprire il top del Made in Sicily. Intanto, prima di iniziare, www.iocomprosiciliano.com. Questo è il nostro portale, il portale del Made in Sicily, dove potete trovare sempre il meglio. Oggi però quello che vi racconteremo è più che Made in Sicily, Born in Sicily. Vi racconteremo di personaggi straordinari. Allora diamo subito il benvenuto a un compositore, musicista, un pianista, un arrangiatore. Lui è Giovanni Conte. Ciao, buongiorno a tutti. Ben arrivato. Ciao Elia. Giovanni. Grazie. Allora, cosa sei? Più compositore, più pianista, più arrangiatore? Tutto un po'. Ma sono un musicista, quindi la parola musicista dovrebbe includere tutte queste qualità, diciamo, insomma. Cerco di esprimere la mia musica tramite il mio strumento, che è appunto il pianoforte. Tra l'altro tu sei maestro di piano jazz della Scuola Popolare di Musica della Fondazione del Brass Group, quindi non solo per te stesso ma anche per gli altri. Certo, io sono onorato di essere un docente di questa fondazione storica per la nostra Palermo e Sicilia in generale, che ha ospitato i più grandi nomi del jazz mondiale, da Miles Davis a Petrucciani e altri nomi importantissimi per questa musica e per tutta la musica in generale, perché sono delle colonne veramente importanti. Per cui io mi occupo di formare i ragazzi appunto che vogliono approcciarsi a questo linguaggio musicale e che vogliono anche, per carità, entrare in conservatorio, cercare di formarli nella maniera più completa possibile, insomma. Tra l'altro tu nella tua carriera hai suonato con grandissimi artisti, hai partecipato a festival a livello internazionale, insomma hai anche tutto un background da poter portare con te e trasmettere ai tuoi allievi, oltre allo studio dello strumento in sé per sé, perché penso siano due cose importanti allo stesso modo, al di là di capire quale nota, quale accordo, insomma tecnicamente, praticamente cosa bisogna pigiare, dove, quando, c'è anche una struttura che deve avere il musicista nell'approccio alla musica, i vari palchi che si vanno ad affrontare, sono dei percorsi diversi ma entrambi necessari. Assolutamente, bisogna sempre pensare alla musica non come un esercizio atletico fine a se stesso, ma deve essere, a mio modo di vedere, deve essere un modo di raccontarsi, un modo di raccontare la propria musica, e appunto per questo nei palchi che si susseguono ogni volta fai un'esperienza diversa, vai in posti diversi, conosci persone diverse e suoni anche con persone diverse, per cui tutto questo va ad arricchire la propria appunto esperienza personale e ti dà la possibilità di arricchire anche la tua idea di musicista e di compositore. Il confronto in musica è una delle migliori fonti da cui attingere, che non te lo dà solo, appunto, come dicevi tu, la tecnica strumentale o comunque il sapere quale tasto schiacciare. Insomma, l'importante, i migliori tasti da schiacciare sono quelli dell'emozionare il pubblico che ti ascolta, e questo te lo dà l'esperienza, appunto, che cerco di trasmettere ai miei allievi raccontando un po' di aneddoti e di esperienze vissute. Vogliamo anche sentire qualcosa che ci porti all'interno di questa atmosfera di Giovanni Conte. Allora abbiamo il nostro Paolo Gatto in regia già pronto con un video che vediamo, soprattutto ascoltiamo insieme.
tira via questo Boogie and Boogie e vedo tanti videocollegamenti che mi fanno pensare un po' al lockdown, non so se sbaglio. No, non sbagli. Diciamo che noi musicisti non ci lasciamo scoraggiare dalla pandemia, Meno male. sebbene diciamo, questa pandemia ci ha messo in grossa difficoltà sotto tanti punti di vista. Un bravo musicista deve assolutamente non farsi abbattere da ciò che avviene e cercare di esprimersi con tutto quello che può. La tecnologia in questo ci ha aiutati e quindi cerchiamo di farci sentire dai nostri, insomma, dal nostro pubblico, ognuno registrando la propria parte da casa con le schede audio, con il computer, no? E quindi poi mettendo insieme tutte le nostre parti, chiaramente poi viene a crearsi un ensemble praticamente live, come se fosse dal vivo, no? Ne approfitto per salutare il mio carissimo amico Claudio Gianbruno, sassofonista di spicco della nostra terra. Saluto anch'io, grandissimo talento, grandissimo musicista. Ci conosciamo ormai da parecchi anni e ho il piacere di collaborare praticamente sempre con lui. Appunto questo è un suo progetto, è un nonetto che mi vede pianista in questa formazione e ci esibiremo a Dio piacendo quest'estate, insomma appena ci sarà il verde al semaforo, no? Noi ci facciamo trovare pronti, no? Quei sassofoni e quegli strumenti sono come delle Ferrari al semaforo, pronti a partire. Senti, ma io ti vedo già in posizione, o sbaglio? No, non sbagli, perché anche se non si vede, però io ho il mio fidato pianoforte sotto, per cui sì, diciamo, posso far sentire due note di una mia composizione. Sarebbe bellissimo, dai. Proprio due note veloci che sono dedicate a una persona particolare e appunto fanno riferimento un po' alla farfalla come tipo di animale, se si può dire, no? Che ha sempre questo insetto, è sempre affascinante quando ti passa davanti, rimani sempre un po' così rapito. E allora subito mi sono venute in mente delle note che, se volete, vi faccio ascoltare, proprio giusto un paio. Che meraviglia! Io mi emoziono sempre quando ci sono questi momenti perché con l'estemporaneità, no, del suono, del suonare uno strumento, soprattutto quando sono delle composizioni originali e quindi non sono quelle melodie che magari già conosciamo. Io in questo momento sto pensando a tutti quelli che ci stanno seguendo, a tutti noi che qui su Compro Siciliano Live stiamo seguendo insieme questa musica, l'abbiamo sentita insieme, abbiamo provato qui e ora questa emozione ed è qualcosa che mi fa venire sempre un po' la pelle d'oca. Grazie Giovanni. Grazie perché è bello che la mia musica possa essere ascoltata, insomma, è l'emozione più grande che un musicista può provare poi, insomma. Vedo un messaggio di Luca Leonardi che dice un talento strepitoso, vedi? Ecco. Grazie, grazie.
Senti, quindi spero di poter... aspettiamo di vederti dal vivo, è quello, è così che dobbiamo concludere. Dal vivo, perché la musica poi va ascoltata dal vivo, è sempre bello poter sentire le vibrazioni che al di là della musica crea, ma che il musicista prova quando la suona dal vivo. Secondo me la parte anche emozionante della musica è questo, vedere dei musicisti che si esprimono dal vivo. Andiamo tutti a vedere la musica dal vivo, non vediamo l'ora di uscire da casa, quindi non appena si potrà, io invito tutti veramente a ritornare giù in città e andare a seguire tanti musicisti come me, che cercano di portare avanti la musica dal vivo. Questa è una cosa importantissima. È vero, lo facciamo così come stiamo raccontando tante volte i prodotti della terra, no? Con anche il marketplace di iocomprosiciliano.com. Allo stesso modo valorizzare i talenti che hanno investito tanto, come te che hai studiato tanto e che continui a fare studiare ora anche gli altri, vai formando. E seguire la musica dal vivo significa anche questo, significa sostenere tutto un lato artistico siciliano che noi vogliamo portare avanti e che in questo momento, prima di venirvi a vedere dal vivo, vi stiamo raccontando attraverso questi appuntamenti online. Quindi grazie Giovanni per essere stato con noi, grazie Giovanni. Grazie a Io Compro Siciliano, vi ringrazio, è stato piacevolissimo e speriamo di poterci vedere nuovamente e dal vivo, perché no, insomma. Con piacere, grazie ancora Giovanni Conte, oggi protagonista all'interno di Io Compro Siciliano Live. Ma c'è ancora tanto da raccontare, anche perché quest'oggi la giornata sarà lunghissima. E questa sera, lo sapete, da una settimana che ve lo dico, giovedì, e oggi è giovedì, ma ancora non è l'ora giusto, però giovedì, che sarebbe oggi, alle 21:30, in diretta dal MOB di Palermo, ci sarà Sicily On Air Live, l'appuntamento che ormai da un po' di mesi siamo abituati a seguire con il nostro super mega meravigliosamente e anche bellissimo Vincenzo Canzone, si trasferisce all'interno del MOB, quindi spettacolo live, qualcosa che appunto, come dicevamo, diventa straordinario dopo un anno di stand-by che tutti quanti abbiamo dovuto vivere, soprattutto all'interno del settore artistico. E quindi Vincenzo Canzone sarà già in teatro per le prove, sarà a casa sua. Dove sarà Vincenzo Canzone? Dov'è? È nascosto, qui di Sanremo. Ciao a tutti! Allora, siamo andati a Manozzo Fiorello quelli. No, questi sono vicino a casa mia perché stavo rientrando e quindi li ho presi vicino a casa mia. Sono per te perché non possono mangiarti i fiori, perché sei la premiere dame di stasera, sei la prima donna di stasera. Cioè, nel senso, faccio la valletta, tu sarai la mia. Capire. No, cosa? Scusi? Ti faccio la valletta, mi fai scendere le scale? No, assolutamente no. Intanto diciamo che siccome sto sbarazzando lo studio vecchio di Sicily On Air, che qua eravamo dove abbiamo fatto fino a poche settimane fa la trasmissione, quindi c'erano i fiori, c'è la carta da parati, devo smontare tutto perché lo rivuole qualcuno in famiglia. Vabbè, detto questo, che poco importa, però no, ci sono... perché uno dice dove sono, tipo a me mi vedono qui con sta pianta all'altro, dice dove sarà sta pianta? Mistero. No, io l'ho sempre detto che trasmettevo da casa mia, voglio dire, non è un mistero, e qui è tutto cominciato, perché comunque a novembre, quando ci fu la decisione di partire con Sicily On Air, alla fine sono molto affezionato perché l'ho curato, ho cercato comunque di migliorarlo sempre nel corso dei mesi. Poi appena arrivata la possibilità, ecco qua la novità che parte stasera. Sono com'è? Dai, dici qualcosa. Ti sei tagliato i capelli? Fai così che capello corto, ok? Come ti vesti? Partiamo dalle cose più interessanti. Come ti vesti? Allora mi vesto, sono sciccoso, cioè nel senso che comunque ho una giacca da veramente la prima serata, bella, elegante, un po', ma non tanto pagliettosa, pizzico.
Un Ok, pizzico. Sì, ok, no, sì. te lo chiedo, cioè voi pensate che in realtà noi qui stiamo facendo una cosa seria, io lo sto chiedendo per capire come vestirmi anch'io, invece di chiamarlo dopo ne approfitto, ma parlando al di là del fatto che sappiamo che ti vedremo un grande showman anche nell'outfit, cosa prevede la scaletta di stasera? Cosa possiamo anticipare invitando ovviamente tutti quanti a collegarsi alle 21:30 con Ma allora, Sicily On Air? Allora, diciamo che non ho fatto ancora pubblicamente, non ho detto nulla sulla scaletta di stasera, Me lo puoi però, dire, per però a favore? te che sei mia ospite stasera, io mi sto collegando e quindi mi stai concedendo parte della tua trasmissione che io adoro, ti posso dire, per No, esempio, però me lo dici, non è che ora mi mandi la pubblicità, suspense e finisce qui, no, me lo dici vero? c'è la pubblicità? No, no, dai, dimmelo. Allora, ci saranno due voci comunque importanti dal vivo, che canteranno dal vivo. Uno è l'abbiamo avuto ospite, però lo sentiremo cantare dal vivo, reduce da All Together Now, insomma, il palermitano Alessio Selvaggio, insomma, il protagonista di All Together Now dell'ultima edizione, sarà con noi stasera, ci canterà quello che è un po' in versione, tra l'altro, tutta rivisitata, nel senso, perché poi si canta unplugged col maestro Vincenzo Biondo, quindi ci sarà questa possibilità di sentire brani assolutamente inediti, e quindi Alessio Selvaggio con due performance, ok? E poi Quanti fogli hai? sono tanti, che sono i ringraziamenti. E poi ti posso dire che ci sarà una donna che una voce che ha fatto Sanremo nel 2005, attualmente prima della pandemia faceva un musical molto importante anche con Ingrassia, si chiama Giovanna Dangi, che sarà con noi questa sera. Sono due, diciamo, cavalli di battaglia, per non parlare poi dei collegamenti che ci saranno sparsi per l'Italia con comici. Ci sarà, spero che tutto vada in porto, una madrina, e sono contento che abbia accettato, perché c'è una madrina veramente straordinaria, che è una cantante che ha vinto Amici, che ha vinto Tale e Quale, e dovrebbe farmi in bocca al lupo anche lei. Dai. Sì. E comunque è una che l'anno scorso è andata a Sanremo in coppia con un altro siciliano, quindi insomma è un bel talento della musica italiana, nonché siciliana. Allora, quindi, il nome inizia con una consonante e il cognome inizia con una vocale, no? Sì, però non posso dire tutto. E io ho detto una consonante e una vocale, non è che ho detto chissà che cosa. D'accordo, sì. Poi una cosa a cui tengo molto, cioè nel senso che noi con questo show serale nel salotto di Vincenzo Canzone, questo talk musicale, ci divertiamo, ci sarà anche un momento di riflessione, in questo caso perché per quanto riguarda il mondo del clubbing, che io devo strizzare l'occhio al mondo del clubbing. Come perché si anche fa? uno... Insegnamelo così lo strizzo anch'io. Esce. Okay. Ho strizzato l'occhio. Strizzate anche voi da casa. No, soprattutto un comparto chiuso ormai da non so quanto tempo, e siccome dobbiamo anche cercare di ritornare a ballare, prima o poi si deve ritornare a ballare, dovrebbe essere collegato, anzi sarà collegato con noi uno dei DJ più bravi in Italia, ha lavorato nei club più importanti sia di Ibiza che d'Italia. Parliamo di Federico Scavo, che è anche un DJ producer molto bravo. Insomma, abbiamo ballato anche con Federico Scavo, tra l'altro a pochi giorni dalla scomparsa da un'icona della musica dance, della produzione, Claudio Coccoluto, quindi magari sarà un momentino anche di ricordo. Dopo di ciò ci sarà anche il momento delle esibizioni, diciamo, toccate e fuga, perché daremo spazio settimana dopo settimana anche a dei talenti che magari non sono conosciuti, però il ruolo, la mission è anche quella, insomma, mettere in risalto talenti della musica siciliana che magari poi avranno successo, insomma, tutto concentrato. Vuoi diventare il Pippo Baudo siciliano? Mi vuoi fare il già c'è qualcuno, credo che sia l'erede naturale. 2.0. No, già c'è l'erede naturale, già c'è. Ma ci serve la versione occidentale, abbiamo quelle orientali, ci servono le versioni della Sicilia occidentale. No, io penso che già ci sia anche quello occidentale. Mi manchi. Vediamo qualche messaggio, Paolo, così.
Perché hanno scritto e che scrivono adesso Luca Leonardi. Che dice, io compro siciliano. Celine Alcalà dice buongiorno, grazie per questo momento bellissimo. Ovviamente si riferiscono al pianista, non a te Vincenzo, questo te lo dico. Certo, ovviamente. C'è Salvo Bucchieri che dice buongiorno a tutti e complimenti. Ancora John Blandi che ci dice grazie, io compro siciliano per ci conoscere tanti talenti siciliani. John Blandi lo dovresti conoscere anche tu. A voi. Antonio di Caccamo, Antonino di Caccamo che ci saluta sempre da Milano, buongiorno anche a te. Maestro Vincenzo Biondo, buongiorno Eliane. Vincenzo, potreste ricordarmi stasera che impegni avrò? Ho un voto di memoria non lo so che cosa. Biondo, ascoltami, Maestro Biondo, mi ascolti? Guardi che stasera almeno qualche secondo alla chiavetta, siccome è famosa nell'aver cantato in alcuni festival. Io neanche mi ricordo le parole. Vincenzo, non ne abbiamo più, no scusami, a parte gli scherzi, non ne abbiamo più parlato di questa cosa, quindi. Vabbè, mica per forza bisogna preparare tutto, cioè nel senso il più bello della diretta. Ho mal di gola. Sì, vabbè, mal di gola. Vero, te lo giuro, da 5 minuti fa. No. Metti un po' di musica leggera, Noi siamo pronti perché questo sarà uno stacchetto che ci terrà compagnia almeno per un mese, musica leggerissima. Capisci? Va bene, mi dispiace ma dobbiamo chiudere. C'è Paolo che diventa geloso qua che non balla con noi e vuole che chiudiamo. Ecco, stasera alle 21:30 sessione live dal Mob di Palermo. Sì, ho capito. E poi ti dico un'altra cosa. Che saremo tutti tamponati. In che senso? No, perché in che senso? Scusami. Io devo garantire la sicurezza. Questo lo voglio dire. Bravo. Prima della trasmissione, regia, ascolti. Potrebbe essere questa l'ultima volta che vado in onda almeno per un certo periodo, cioè proprio all'interno della chiavetta. Perché se stasera io faccio il tampone e risulto positivo, non se ne può cantare festa, quindi di conseguenza ritorno a casa, quindi speriamo di no, perché saremo tutti quanti alla prova tampone rapido, ok? Giustamente, però grande sicurezza come si fa nelle produzioni cinematografiche, come si fa in tante altre realtà importanti, e quindi ci dice Marco Mob, stasera ci divertiremo. Prima un po' di sofferenza perché il tampone dà sempre un po' fastidio. Io mi trucco dopo, se posso truccare dopo, perché se no il mascara che cola con questo momento drammatico del tampone non è un granché. Vabbè, ok, questi altri fatti che non dovremmo raccontare forse. No, vabbè, va bene. Noi ci vediamo all'anteprima, se tutto va bene ci vediamo all'anteprima che è poco dopo le 9, proprio per ricordare, e poi 9:30 live lo show. Grazie Vincenzo Canzoni, in bocca al lupo per stasera. Ciao a tutti! E quindi ci vediamo stasera, questo è il caso di dirlo, stasera questo appuntamento straordinario con Sicily On Air live dal Mob di Palermo. Vi aspettiamo, grazie Paolo, scusaci per il ritardo, grazie a tutti voi per averci seguiti, noi ci rivediamo stasera, ma anche domani sempre con Io Compro Siciliano Live. Non dimenticate l'appuntamento con Vincenzo Canzoni ogni giovedì alle 21:30. Io Compro Siciliano. Sicily On Air, il music show dei siciliani.